anche di avere una visione d'insieme, di fare anche delle scelte rispetto a che cosa presentare, quali progetti presentare. La giornata di oggi quindi è una giornata non solo di tipo informativo, perché presenteremo i bandi, poi daremo spazio ad alcune domande in plenaria di carattere generale e poi con i desk che sono qui sotto con domande specifiche, ma anche per cercare di darvi modo da un lato di avere la migliore programmazione possibile, perché ovviamente i progetti buoni partono dall'ideazione e poi un percorso lungo fino alla realizzazione, e anche con alcune slide che vi farò vedere di darvi una restituzione di quello che abbiamo fatto, di quello che avete fatto, perché poi quello che vi presenteremo sono gli esiti di diversi anni di attività che abbiamo fatto appunto con voi, con le scuole, con gli studenti. E prima di farvi vedere slide, due cose. Alcune di queste iniziative sono particolari, nel senso che pur se la programmazione comunitaria ha tanti vincoli, direi anche troppi vincoli, poi comunque nei territori c'è possibilità, per fortuna, insomma, di fare delle scelte, di caratterizzare la programmazione regionale. Qui la programmazione regionale è caratterizzata da una grandissima collaborazione tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale, che in teoria dovrebbe essere sempre così, però non è così, e una spinta della Regione che c'è sempre stata e che continuerà di integrazione tra scuole e formazione professionale, quindi molti progetti, anche alcuni di quelli che presenteremo, vanno in questa direzione. Devo dire che questo è stato apprezzato perché nell'ultimo comitato nazionale che viene fatto annualmente alla presenza della Commissione Europea, dei ministeri, di tutte le autorità di gestione, in cui insomma ho presentato alcune esperienze del Veneto, sono state particolarmente apprezzate. E tra l'altro alcune delle iniziative che abbiamo fatto saranno oggetto di valutazione specifica del nostro valutatore indipendente, che è un organismo previsto dai regolamenti, che ha la funzione sostanzialmente di essere staccato dall'amministrazione, quindi completamente staccato, e di fare delle valutazioni sul programma, su alcuni specifici bandi, ovviamente in un'ottica sia di valutazione in senso stretto, ma anche di insomma confronto, benchmark con altre realtà, e ovviamente nell'ottica di migliorare sempre la programmazione regionale e farla sempre più, speriamo, insomma, vicina a quelli che sono i fabbisogni poi a livello, in questo caso, insomma, della scuola veneta. Allora, velocemente, questo per dare il quadro di quello che faremo quest'anno. Complessivamente sul POR FSE dovremo fare bandi più o meno di 110 milioni di euro divisi nei diversi assi. Siamo ormai, diciamo, ancora verso la fase conclusiva, ma insomma abbiamo ancora 2 anni di programmazione, perché la programmazione 2014-2020 in realtà finisce il 31 dicembre 2023, ma avremo risorse per coprire 2020, un pezzetto 2021, perché poi purtroppo tutte le programmazioni sono in realtà poi, anche quelle nuove, slittano sempre più avanti. Qui vi segnalo in particolare, oltre a quello che vedremo oggi, che è il pacchetto primo trimestre, quindi delibere già approvate alle giunte regionali, che poi vedremo in dettaglio, vi segnalo, che penso possa essere interessante, vedete l'ultimo bando che faremo, che adesso va in giunta brevissimo, che si chiama Multilinea Pubbliche Amministrazioni. Questo fa un po' in qualche modo, va nella linea di 2 bandi che abbiamo fatto, che hanno avuto un grandissimo riscontro lo scorso anno, rivolta alla pubblica amministrazione, quindi ovviamente rivolta anche a voi, con ambito, diciamo, di parte digitale, competenze digitali, un tema assolutamente strategico, e poi anche lì una parte collegata comunque all'innovazione, alle lingue, eccetera. Quindi per chi è interessato vi invito ovviamente tramite insomma internet, eccetera, avete la possibilità, e a breve uscirà la Giunta regionale a approvare questo bando, e poi qui ci sono i vari altri bandi che faremo nel corso dell'anno, insomma. Vado velocemente. Questo è per dare proprio in un secondo come siamo messi rispetto all'attuazione del POR al 31 dicembre 2018, quindi ormai i dati sono vecchi, ma insomma è per dare un po' il senso. Come vedete, la cifra complessiva del programma di 764 milioni, siamo a oltre il 73% di importi stanziati, a 557 e anche di più adesso.
milioni, e solo questo pacchetto, diciamo, che presentiamo oggi, diciamo, scuola, ha un valore di 11 milioni di euro. Siamo sopra i vari target, insomma, per chi è interessato a questo aspetto. In realtà, insomma, devo dire che ancora adesso questa programmazione si basa tanto su dati numerici quantitativi, insomma. Ovviamente, oltre a vedere che performance abbiamo, quanti destinatari facciamo, che per carità è un dato importante, perché insomma aver coinvolto 180.000 persone, beh, insomma un bel numero, però poi in realtà è fondamentale, e a questo serve anche il valutatore indipendente, vedere qual è l'impatto delle azioni che facciamo. Queste sono le iniziative che abbiamo fatto in questi anni. Move in alternanza, e questa è un'attività che mi risulta sia stata fatta solo in Veneto. Adesso non so se dopo che l'abbiamo presentata qualcuno ci copierà, però ovviamente va benissimo, e del resto, insomma, è fondamentale, anzi dovrebbe essere fatto molto di più, insomma, gli scambi anche tra pubbliche amministrazioni, anche magari, insomma, a livello centrale qualche volta ci vorrebbe un po' più di attenzione sulle esperienze fatte a livello locale. Insomma, molte volte le normative nazionali sembra che partano da zero, ma in realtà per fortuna in molti territori non siamo a zero. Poi Veneto in alternanza, adesso vedremo velocemente, Business Plan Competition, Scuola In e Orientati, che riguarda le reti di orientamento. Questi sono alcuni dati, vado veramente veloce, del primo bando, 1,5 milioni, 450 studenti che abbiamo mandato all'estero, prevalentemente pacchetto ovviamente inglese, Inghilterra e Irlanda, e poi Francia, Germania, Spagna, eccetera, e con i percorsi di tirocinio. Vedete, insomma, quali erano, insomma, gli obiettivi, ovviamente rafforzare le soft skill, eccetera. E questo è il secondo bando, 24 progetti, 3 milioni 900 studenti, e questo è il dato complessivo, quindi insomma 4 milioni e mezzo di investimento con il POR FSM a disposizione della giunta regionale. Questo è il bando fuori dall'aula 2016, 2800 studenti coinvolti tra studenti e operatori della scuola. Vedete qui, insomma, quello che dicevo un po' prima, molti partner, quindi una logica, insomma, spinta da parte della Regione di avere integrazione e collaborazione, perché poi questi progetti ovviamente non hanno solo una funzione di aprire collaborazioni specifiche, ma quelli di poi dare spazi nuovi a nuove collaborazioni. Tra l'altro c'è tutta una possibilità che forse non sfruttiamo abbastanza. Ci sono molti bandi della Commissione europea a gestione diretta o comunque a gestione regionale, ma diciamo non gestiti completamente, come il POR FS e il POR FES, ad esempio Interreg, su cui si potrebbe fare molto di più a livello, non solo, sto parlando di ambito scolastico, ma a livello regionale, perché poi effettivamente ci sono molte risorse. Quindi lo dico perché, insomma, noi siamo sempre disponibili a aiutarvi anche in termini di partenariato. Ci sono progetti interessanti a entrare come partner, ovviamente, perché il partenariato della Regione poi ha un valore in termini di valutazione dei progetti, e quindi, insomma, ve lo ricordo. Questo sempre 2018, Veneto in alternanza, qui 2100 studenti coinvolti, vedete, con metodologie sempre soft skill, favorire l'incontro ovviamente tra scuola e imprese, che in Veneto comunque è consolidato, però insomma non è mai abbastanza. E questa è la sintesi dei due bandi che abbiamo visto: 4.900 studenti coinvolti per meno di 1 milione di euro. Business Plan Competition, adesso vi faccio vedere anche un breve video, così interrompiamo un po' la presentazione. 52 scuole partecipanti. Ovviamente qui da un lato potremmo dire forse non serve fare interventi di questo tipo, perché in Veneto abbiamo 450.000 imprese, tra imprese di una persona, compresa IVA, e medie imprese, grandi, insomma non ne abbiamo tante. In realtà poi è invece fondamentale anche per chi non farà l'imprenditore, perché anche chi fa il lavoro dipendente, se ha una mentalità di imprenditore di se stesso, in realtà aiuta se stesso e anche l'impresa. E comunque in realtà poi abbiamo molte imprese che nascono, ma abbiamo anche tante imprese che poi chiudono
e quindi è importante, secondo noi anzi è molto importante, su questi progetti, insomma, perché poi in qualche modo danno avvio a quello che poi può essere fatto. Allora faccio partire il video da qua? Sì, ce la faccio. Cioè come soft skill base ce l'ho. Vediamo se parte. Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria. Benvenuti alla Business Plan Competition. Siamo pronti per cominciare. Buon divertimento. Avremo un percorso di 5 aree tematiche, circa 400 ragazzi, studenti coinvolti in questo progetto. Avete esattamente 3 minuti. 3, 2, 1, via. Siamo basati sui nostri competitor. Lo svolgo io. Sono il kit e il carrello che vedete qui. Unire a ricette semplici, veloci. In grado di sostenerci. E proprio da cui abbiamo preso spunto per la nostra. Noi ogni giorno facciamo 8000 passi, sono tanti. L'assessore ci tiene a congratularsi con tutte le persone che hanno lavorato per questi progetti, quindi gli studenti, i docenti, gli operatori e i business coach, i dream coach, e ringrazia anche le aziende per la disponibilità ad essere parte dei progetti. Bene, questo insomma una sintesi di quello che abbiamo fatto, insomma avete visto insomma l'entusiasmo dei ragazzi. Vediamo se le slide riprendono a girare, non girano più. Non girano più le slide. Si è impiantato il PC, direi. Esatto. No, ma proprio si è impiantato secco. Boh. Allora, sì, beh, ci sono altri dati, ma comunque insomma ovviamente non li vediamo. E rispetto insomma vediamo se va, se no facciamo senza, tanto insomma no, si è proprio impallato. Niente, vabbè, comunque insomma non importa. La parte finale riguardava un po' i progetti di orientamento, questo mi soffermo un attimo, poi vi presenteremo il nuovo bando. Voglio sottolineare l'importanza di questi progetti, l'avvio, insomma, non so chi di voi fa parte delle reti di orientamento, delle 17 reti di orientamento. L'avvio è stato un po', diciamo, faticoso, ovviamente sconta il fatto che in alcune realtà c'erano ancora le reti costituite dopo tanti anni dall'intervento regionale, non diciamo neanche di quanti anni fa, ma di tanti anni fa, e quindi lì l'avvio è stato più semplice. In altre realtà
non c'erano queste reti. È chiaro che questo è un ruolo fondamentale, il tema dell'orientamento è fondamentale, perché sapete ovviamente meglio di me poi quanto pesi una scelta sbagliata in termini sia sul singolo ragazzo, sulla famiglia, ma anche a livello complessivo, e quindi è fondamentale avere un servizio qualificato di orientamento che in maniera diciamo non di puro marketing consenta di mettere le migliori condizioni ai ragazzi e famiglie di fare la scelta, quindi questo voglio sottolinearlo. Bene, allora approfitto di ringraziare tutto lo staff, insomma, dell'area Capitale Romano e della direzione formazione e istruzione per oggi, e chiederei a Augusta Celada di portare i saluti ufficio scolastico regionale. Grazie. Buongiorno, sono lieta di portare i saluti dell'ufficio scolastico regionale che ho l'onore di dirigere da novembre del 2018, e vorrei portare un po' così il contributo dell'ufficio in questi termini. La collaborazione con la Regione, come avete sentito anche dalle parole del professor Romano, è una collaborazione attivissima, e direi che il nostro sistema di istruzione veneto si qualifica proprio per degli elementi di eccellenza che hanno radicato nel corso di diversi anni alcune pratiche molto importanti, tra cui l'alternanza scuola-lavoro, l'orientamento, metodologie innovative nella scuola, ancor prima, già dalla fine degli anni 90, quindi ancor prima che queste metodologie innovative, che queste innovazioni venissero rese obbligatorie come tutti sanno, con la legge 107 e con i decreti applicativi. Quindi il Veneto ha consolidato un'expertise molto forte in termini di innovazione didattica e particolarmente in termini di alternanza scuola-lavoro. E l'alternanza scuola-lavoro è pensata nella realtà del Veneto non come una uscita dalla scuola, ma come un ingresso degli aspetti dell'occupabilità e della dimensione laboratoriale dell'imprendimento dentro la scuola. Quindi non è una parentesi nel percorso scolastico, ma è un modo per radicare gli apprendimenti teorici che la scuola fornisce. E su questo c'è una tradizione molto forte in Veneto, come avete visto anche dai numerosi progetti che vengono realizzati, a cui le scuole partecipano, così come anche è molto radicata una cultura dell'orientamento che va vista negli anni attuali non tanto come un orientamento dello studente al lavoro, perché sappiamo benissimo che i lavori tradizionali non sono in crescita, quindi non c'è una grande disponibilità di posti di lavoro, mentre sono in crescita dei lavori nuovi, dei lavori in cui il soggetto diventa anche creatore, diventa ideatore di modalità lavorative. E quindi direi che oggi l'orientamento è proprio il portare il lavoro ai singoli soggetti, quindi l'orientamento parte prima di tutto da una profonda conoscenza di sé, delle proprie capacità, a un apprezzamento delle abilità trasversali. Questo sapete che l'alternanza, per effetto appunto delle ultime disposizioni della fine del 2018, ha preso il nome di percorsi trasversali per l'orientamento, e quindi direi che proprio si è inserita pienamente in una dimensione di educazione globale, di educazione totale dello studente, e quindi non è soltanto un cambiamento terminologico, ma è soprattutto un'acquisizione, diciamo,
dimensione laboratoriale, della dimensione lavorativa all'interno del percorso scolastico, e su questo il Veneto ha una tradizione molto forte, anche appunto grazie ai numerosi progetti che in collaborazione con l'ente regione vengono sviluppati. Quindi con queste piccole riflessioni anche sulle caratteristiche delle innovazioni in atto, io auguro la migliore riuscita a questa mattinata, anche con la visita che vi è stata resa possibile di questo bellissimo museo, che è veramente molto interessante. Io ho avuto modo di visitarlo alcune settimane fa e veramente credo che sia un percorso importante nel Novecento che non dovrebbe mancare nella cultura dei nostri giovani e nell'attività delle nostre scuole. Ecco, quindi buon lavoro a tutti e grazie anche per questo invito alla Regione. Grazie. Pronto? Andiamo? Ci siamo? Mi sentite? A posto, grazie. Io non sentivo se... Adesso siamo a posto. Bene, grazie allora alla professoressa Celada per il suo contributo. Adesso tocca a noi, nel senso abbiamo visto dal dottor Romano come sono andate le programmazioni passate nel loro complesso, e l'obiettivo mio, ma in particolare del dottor Marzano, che chiamerei qui con me, è quello invece di illustrarvi in maniera un po' più dettagliata le programmazioni che andiamo a presentare in questa giornata. La presentazione è di tipo generale, ci sarà poi spazio per le domande a fine giornata e infine ci saranno i corner informativi da basso, come già accennato in precedenza. Una sorta di Giano bifronte, per cui guardiamo, lasciatemi usare la metafora, il passato, ma proviamo a traguardare il futuro quest'anno, l'anno prossimo, nel quale si svilupperanno questi quattro bandi, i progetti relativi a questi 4 bandi. Allora, il primo che andiamo a illustrare, se ce la facciamo, Move all'estero, vedrà, ecco, da un punto di vista metodologico, l'organizzazione della presentazione dei bandi è questa: una breve presentazione, poche slide di presentazione di ciascuno dei bandi, e successivamente una testimonianza video o proprio fisica di coloro che hanno avuto modo di essere i protagonisti della programmazione precedente. Quindi direi partiamo, funziona? Bene, partiamo con Move all'estero e la presentazione del dottor Marzano. Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti. Adesso vi illustrerò rapidamente quelli che sono i bandi. Sono 4 sostanzialmente i nuovi bandi che abbiamo già portato in giunta e che saranno portati in giunta. Uno riguarda, alcune delle riedizioni, ma delle riedizioni rivisitate tenendo conto di quelle che sono state le esperienze degli anni precedenti e dei punti di forza che abbiamo cercato di valorizzare e quelli che invece abbiamo dovuto sicuramente migliorare. Il successo passato comunque è stato per fortuna ottimo e ci auguriamo che anche questi possano avere lo stesso. I 4 sono: uno riguarda il Move all'estero, che è un Move in alternanza. C'è il Move tradizionale, quello finalizzato per il raggiungimento della certificazione linguistica da parte degli studenti. Un altro bando riguarda la scuola innovativa, anche questo in PCTO, chiamiamolo alternanza, i percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento, che è finalizzata all'utilizzo di metodologie innovative e anche sperimentali a volte, e poi la continuazione dell'attività che è iniziata l'anno scorso per le reti territoriali per l'orientamento, con una nuova iniziativa in continuità con la precedente. Vediamo il primo bando, che è quello all'estero, che consiste nel mandare dei ragazzi in alternanza all'estero, in imprese, in modo da vedere che cosa accade in imprese diverse dalle nostre e impadronirsi anche di quella che è la terminologia specifica di un determinato settore, la microlingua tecnica che può essere e deve essere utilizzata all'estero, soprattutto non tanto per far andare i ragazzi all'estero, ma per consentire alle aziende italiane di interloquire con l'estero in modo paritario e adeguato.
Quindi in sostanza gli obiettivi sono quelli principali, quello di accrescere le competenze e le motivazioni allo studio, il consolidamento delle conoscenze già acquisite a scuola e testare anche quelle che sono le attitudini personali per far comprendere ai ragazzi qual è aiutarli a far comprendere quale può essere la loro strada. Ci sono delle novità rispetto al precedente bando, ed è della durata in azienda che è di 3 settimane, dei moduli in lingua fatti nel paese di destinazione e poi dei focus paese e regia regionale che vengono fatti in Italia prima di andare all'estero, così hanno i ragazzi già una percezione e una conoscenza buona di quello che andranno a vedere. Le caratteristiche dei progetti dal punto di vista del finanziamento: i progetti vanno da 50 a 150 mila euro e ogni scuola potrà presentare un progetto soltanto. Gli ambiti sui quali si potrà fare la progettualità e le aziende che devono essere individuate riguardano questi della RIS 3, lo Smart Agri-Food, la Sustainable Living, la Smart Manufacturing e la Creative Industries. Sono ripetute anche negli anni precedenti perché sono sostanzialmente quelle che più si avvicinano a quello che è il tessuto economico imprenditoriale della nostra regione. È necessario che ci siano dei partner obbligatori, almeno uno di questi 4 che sono sottoindicati o gruppi devono esserci. Sono le camere di commercio italiane o estere, le associazioni datoriali comunque italiane o estere, società, agenzie e associazioni specializzate nell'organizzazione di percorsi di mobilità formativa e professionale e anche dei network internazionali. Chi può presentare questi progetti? I progetti possono essere presentati da enti accreditati alla formazione superiore e anche da istituti di istruzione secondaria di secondo grado e dalle scuole di formazione professionale che realizzino percorsi di FP e che siano comunque accreditati per la formazione superiore. I destinatari sono gli studenti del terzo, quarto e quinto anno, sia degli istituti dell'istruzione secondaria sia delle scuole di formazione professionale. Per andare all'estero con questo tipo di move è indispensabile che i ragazzi abbiano la conoscenza di livello A2 della lingua del paese di destinazione. Le risorse che la Giunta ha messo a disposizione sono 2 milioni di euro e la scadenza per la presentazione delle progettualità sono le ore 13 del 10 di maggio. Ora dovrebbe esserci la testimonianza. Se ci assistono dovrebbe partire un video. Funziona? Devo fare qualcosa? No, dovrebbe andare per conto suo. Nel frattempo inizio a raccontarvi qualcosa del prossimo. Bene, un attimo allora riempiamo il vuoto. Il prossimo bando che andiamo a presentare è la prosecuzione, l'ha già in qualche maniera accennato il dottor Marzano un secondo fa, la prosecuzione di una ormai tradizionale caratteristica della programmazione regionale, che è quella delle esperienze MOVE, e quindi la possibilità per i ragazzi di sviluppare un percorso di potenziamento linguistico, inglese e tedesco o altre lingue per i licei linguistici, che prevede un momento di potenziamento in Italia, un percorso all'estero di solito durante l'estate dell'anno scolastico successivo, le vacanze estive, e infine un percorso di potenziamento, ancora una volta, di preparazione all'esame di certificazione e infine lo sviluppo dell'esame di certificazione. A questo proposito volevo segnalarvi, è oggetto di analisi da parte del valutatore indipendente, prima l'aveva accennato il dottor Romano, un approfondimento proprio sulle esperienze MOVE per capire fino a che punto hanno avuto successo, ma adesso vedo che non mi guardate più, quindi andiamo avanti col video. Vai tranquilla. Pronti per cominciare? Cominciamo. Vita e lavoro sono due cose che sono strettamente collegate e dovete sempre ricordarlo.
Due cose molto importanti sono avere pensiero creativo e il cosiddetto problem solving. Abbiamo voluto investire sull'alternanza scuola-lavoro in maniera innovativa. Stefano, ho un domandone per te. Sempre matitina e un foglietto di carta da qualche parte in modo da poter prendere appunti e poi si chiede: ma che cos'è? Perché fate così? Non è solo un momento dove io conosco delle persone, ma dove imparo anche qualcosa. È fondamentale che i ragazzi condividano le loro conoscenze, le loro problematiche e insieme cerchino di risolverle. Da un punto di vista del gioco sociale, più informazioni hai, più sarai capace di generare. Per quanto riguarda la vita lavorativa, c'è un polo tecnologico nella capitale. Opportunità per il futuro, progetti per il futuro e scoperta perché è un posto totalmente nuovo. Speriamo anche comunque di avere lì nell'azienda delle persone disponibili che ci possano affiancare nel migliore dei modi. Guarda meglio, si va di là. Di qua! Ragazzi, proviamo a uscire persi. Sì. Ci sono dei ritmi di vita molto differenti rispetto all'Italia. Comunque ci è stato spiegato che è molto facile adattarsi, riuscire ad entrare nella realtà, ecco. E con questo, ringraziando tutti questi signori e signore, ci congediamo da loro. In bocca al lupo e buon viaggio. Grazie ragazzi. Partirei subito, però andiamo avanti con la descrizione del prossimo bando che ho in qualche misura accennato. E dopo intervalliamo la presentazione del successivo con le testimonianze di alcuni ragazzi, quindi preparatevi, saranno proprio qua con noi. Ecco, questo è il secondo move, quello che non prevede l'alternanza, ma è finalizzato esclusivamente al miglioramento delle competenze linguistiche. Le caratteristiche dei progetti sono queste in sostanza. Le lingue per le quali si può fare questo move sono l'inglese e il tedesco. Le altre lingue, francese, spagnolo e tedesco c'era già, i licei linguistici possono scegliere comunque qualsiasi lingua, quindi non c'è questa limitazione. È prevista nel corso dell'espletamento del progetto della formazione sia indoor che outdoor, e saranno presenti 2 docenti di supporto degli istituti veneti, che saranno sia in Italia che all'estero, e un docente dell'organismo all'estero. I soggiorni è possibile svolgere in Irlanda, a Malta, nel Regno Unito, in Germania e Austria. Questi sono i paesi presso i quali si può andare. E poi sarà adottato il portafoglio Europass. Le premialità che sono previste nella valutazione poi dei progetti riguardano il tasso di studenti certificati che hanno conseguito appunto la certificazione partecipando a precedenti bandi MOVE, poi il tasso di certificati che comunque l'istituto è riuscito per conto proprio a far conseguire ai propri studenti, e anche una premialità per gli istituti che non hanno avuto occasione o non ci sono riusciti nelle precedenti edizioni di partecipare appunto ai bandi MOVE. Chi può presentare sono sostanzialmente gli stessi che possono presentare il MOVE. Le tipologie di progetto si distinguono per essere rivolte a studenti,
dello stesso dell'ordinamento di una sola dirigenza, oppure rivolte a studenti dello stesso ordinamento provenienti da almeno 3 dirigenze scolastiche diverse, denominati progetti di rete. Questo consente, questa duplicazione consente anche a chi non riuscisse a raggiungere numeri sufficienti per costruire il pacchetto di ragazzi che poi vanno all'estero, di mettersi in rete con altre istituzioni scolastiche o di formazione per riuscire ad avere il target, raggiungere il target richiesto. I destinatari sono gli studenti che non siano occupati al 30 settembre 2019 e che inizieranno le classi terza e quarta del secondo ciclo di istruzione o di IFP. La quinta è stata esclusa perché essendoci l'esame di maturità abbiamo sempre ritenuto anche nelle edizioni precedenti che non fosse opportuno prevedere la possibilità anche a quei ragazzi anche perché poi le partecipazioni sarebbero state decisamente poche. Le risorse messe a disposizione sono 6 milioni di euro e la scadenza è il 30 di maggio, sempre alle ore 13 di quest'anno. Ora c'è la prossima. Sì. Allora, avevo già accennato prima che avremmo avuto qualche testimonianza, allora invito Corinna Frizziero, quinta A del Liceo Linguistico Benedetti Tommaseo di Venezia, un applauso sarebbe gradito, visto perché ci vuole coraggio a essere qui davanti a noi. Corinna è, diciamo, una corsista del progetto MOVE, che ha realizzato l'esperienza all'estero durante l'estate scorsa, si è già certificata. Allora Corinna, adesso tu fai pure la presentazione, poi io capisco perfettamente il tedesco, ma magari se dopo vuoi, per gli altri ovviamente, dare un minimo di traduzione per capire che cosa ci dirai, sarebbe utile. È evidente, l'obiettivo è quello che ci racconti un po' l'esperienza che hai vissuto durante l'estate con MOVE. Lei è una digital. Guten Tag, ich bin Corinna und habe an dem Projekt MOVE 5.0 teilgenommen in Berlin. Und heute möchte ich etwas über dieses fantastische Erlebnis erzählen. Während der 2 Wochen habe ich viel gelernt über die deutsche Kultur und ich hatte die Möglichkeit, mein Deutsch zu verbessern. Jeden Morgen hatten wir Klasse und wir haben viele Aktivitäten gemacht, um unsere Fähigkeiten in der Sprache zu verbessern. Und wir haben auch viele Sehenswürdigkeiten und Museen besichtigen. Ich habe viel gelernt über die deutsche Kultur und Berliner Kultur, Geschichte, Kunstgeschichte und Literatur. Und außerdem habe ich mein Deutsch verbessert und die B2-Zertifikate erzielt. Ich finde, dass dieses Projekt sehr wichtig für die Entwicklung der Studenten ist und nicht nur im Schulgebiet, sondern auch im Privatleben. Und erstens erlaubt es, ein Zertifikat zu haben, das direkt im Schulgebiet und in der Arbeitswelt benutzbar ist. Zweitens erlaubt es, die Kenntnisse direkt zu lernen und festigen und auf diese Weise bleiben sie immer in Erinnerung. Und drittens erlaubt es, sich in einer anderen Kultur zu versenken und die anderen Gesichtspunkte bietet. Und schließlich rate ich alles, solche Möglichkeiten zu nehmen. Und ich hoffe, dass dieses Projekt wieder in der Zukunft gebietet wird. Dankeschön. Bitte Corinna. Hai sentito il mio inglese, il tedesco fluentissimo. No, grazie davvero. Allora se ci racconti un po' in italiano com'è andata la tua esperienza. Certamente. Hanno già visto le foto, non preoccupate, sì. Non gliele facciamo rivedere, basta. No, esatto. Bene, per chi non conoscesse la lingua tedesca avrò la cura di fare una piccola traduzione del mio intervento. Vuoi che facciamo l'appello? No, perché era molto accusatorio. Okay. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Corinna e ho partecipato al progetto MOVE 5.0 a Berlino.
e oggi volevo parlarvi appunto un po' di questa esperienza. Durante le 2 settimane che sono stata lì a Berlino e anche ovviamente durante tutte le 100 ore di corso che abbiamo intrapreso, ho imparato molto sulla cultura tedesca e ho avuto la possibilità di migliorare appunto le mie capacità nella lingua. E ogni mattina, quando eravamo a Berlino, avevamo lezione in classe e abbiamo fatto molte attività che ci hanno permesso di migliorare le nostre capacità nella lingua e ci hanno permesso anche di ottenere la certificazione a livello B2. Abbiamo inoltre anche visitato molti musei e molti monumenti, come avete potuto vedere dalle foto. Cos'altro posso dire? Trovo che questo progetto sia molto importante per lo sviluppo degli studenti, non solo in ambito scolastico, ma anche nell'ambito della vita privata, perché per prima cosa permette di di ottenere una certificazione direttamente spendibile nel mondo del lavoro e anche nel mondo della scuola. Secondo, permette di imparare le conoscenze in maniera diretta e di consolidarle in maniera diretta, e in questa maniera rimarranno sempre nei nostri ricordi e nella nostra memoria. E terzo, permette di immergersi in una nuova cultura che ovviamente permette di ottenere nuovi punti di vista. E quindi, in conclusione, consiglio a tutti quanti, a tutti i vostri figli, di prendere questa opportunità, e spero che questo progetto venga offerto di nuovo nel futuro. Grazie. Grazie Corina, grazie. No, un aneddoto, quando le ho chiesto fai poi la traduzione, ha detto sì, ma in che lingua? Ecco, ero un po' in difficoltà. Grazie davvero, grazie. Bene, un altro allegro siparietto, direbbero gli Eli. Allora abbiamo i Margherita Massignani e Francesco Tobia Pittaluga della 4ª A del liceo scientifico Ugo Morin di Venezia, accompagnati dalla professoressa, che ringrazio, Coram Populo, Orsola Noviello, che si intervistano a vicenda, quindi io mi sottraggo, dovete far partire qualcosa, fate voi. Okay. Hi, Marge. Hi, Tobia. How are you? Fine, thanks. What about you? Well, I'm fine, thank you. So, I have heard that you have recently taken part into a project organized by the region. What did it consist in? So this project is the project MOVE 5.0, and it consisted in 100 hours of English course, and its goal was the certification, first certification or CAE, which are B2 and C1 levels. 60 of the hours were spent in England and 40 in Italy. Oh, wow, it sounds interesting. Yeah. But how have you been chosen? So there was a selection at the beginning of the course, and we are 6 third classes in the liceo. We took an exam which was a CAE exam in use of English and reading, and the first 5 with the top scores in every class were selected. So this allowed us to have a really high-level class, and everyone was really stimulated to do well in their certification. Oh, so you are good in English. But Kind of. Where did you go? So we went in Oxford, England. We were in a homestay in Blackbird Leaves, but we did not only visited Oxford. In fact, we visited London and Bath and so on, and it was really nice. Well. And how long did you stay there? Well, we stayed there for 2 weeks, from the 30th June from the 17th June to the 30th, and that was our stay. Perfect. And so I would ask you, how were the lessons in Oxford and also in Italy?
So in Italy, the lessons were organized by our teachers with support of a book, and we exercised in use of English, reading, writing, and listening. While in Oxford, we had a teacher who was English. We were in two classes, the C1 class and the B2 class. Our teacher was really nice and funny, and we did not only study because we had 6 hours a day, but we also did the little thinkings, which are little stories, and we had to guess. And when did you get the certification? We got the certification in the first days of November. In Venice, we had 10 hours of the course before we took the certification, so we were really prepared with the 100 and so on. And did you enjoy this experience? Yeah, absolutely. In fact, it is a great opportunity both for the certification, but also for the fact that we were really prepared when we arrived there. So we all got great results at the end. Oh, wow, thank you. And would you recommend this experience to someone else? Surely, first of all, because it's a great opportunity not only for the study, but also for visiting another country. For those of us who don't have the opportunity, we did a lot of shopping, so this was my favorite part. No, I'm kidding. But apart from that, the certification is really useful for the access to university, but also in the world of work. And finally, it eliminates the barrier, and we were selected for our personal worth, not for what our family did or what our family can give us, because we were all really stimulated to do well, and we were all... Thank you for all this information. I'll tell to my English teacher. Okay, thanks. Grazie ragazzi, grazie. Che poi è la stessa, non è che glielo dice alla sua, è la stessa. Bene, allora ho capito quasi tutto stavolta, quindi, però adesso non vi faccio la traduzione, fidatevi del vostro inglese. Bene, direi di procedere adesso con la presentazione del prossimo bando, Scuola Innovativa, a cui seguirà poi un'altra testimonianza. Ecco, allora questo è un nuovo bando. Volevo, a proposito dei MOVE, darvi un dato che prima non avevo. Hanno partecipato alle edizioni precedenti dei MOVE 8.769 ragazzi su 308 progetti e 7.432 hanno ottenuto la certificazione, quindi vuol dire che il 92% dei ragazzi che poi hanno partecipato alle iniziative di MOVE alla fine sono riusciti ad avere, per carità, da A1 a C2, però tutti sono riusciti ad avere una certificazione, quindi questo è sicuramente un ottimo risultato sia per le scuole che per noi che cerchiamo di aiutarle in questo senso. Ora c'è il bando Scuola Innovativa. Scuola Innovativa è una delibera molto recente, del 19 di marzo anche questa, che ha come obiettivo quello di favorire l'aderenza alle competenze richieste al mercato del lavoro, quindi avvicinare i ragazzi il più possibile a quelle che sono le richieste delle aziende, sviluppare comunque le competenze trasversali di comunicazioni, perché ormai è un must che non può essere, da quale non si può prescindere assolutamente, e anche quello di rafforzare l'autonomia e la responsabilità dei ragazzi, dei singoli ragazzi. Anche in questo caso ogni scuola può presentare un solo progetto per ogni linea progettuale e ogni progetto può avere un valore da 20.000 a 100.000 euro. Questo bando prevede due linee. La prima linea è Business Plan Competition, del quale abbiamo visto anche prima un video, quindi è la prosecuzione
di quell'attività che ha avuto decisamente un ottimo successo e un ottimo riscontro, che appunto sono rivolte ai gruppi misti di studenti che pervengono anche da scuole diverse, quindi è importante anche il confronto e la competizione tra loro in questo senso, e serve appunto per sviluppare e offrire ai ragazzi delle competenze imprenditoriali, come si diceva prima, che sono importanti non solo per quelli che vorranno fare gli imprenditori, ma completano la personalità anche di chi poi farà altri lavori, altri mestieri, proprio per la trasversalità che consente anche questo tipo di esperienza. L'altra linea è quella di fare delle azioni che sperimentino e sviluppino metodologie didattiche innovative. Sono percorsi rivolti a ragazzi invece che frequentano la stessa classe, quindi all'interno del gruppo, e forniscono strumenti di lavoro e di apprendimento, anche questo in linea con quello, la tensione è quella di raggiungere quelle che sono le esigenze delle imprese. Qualche dettaglio sulla linea 1, sulla Business Plan Competition, che nel bando è stata declinata con una certa precisione. Le attività dovranno essere realizzate con un approccio chiamato Learning by Doing, e i percorsi coinvolgeranno studenti che dovranno fare diverse attività, quali interventi formativi su modelli produttivi delle eccellenze venete, quindi c'è anche una territorializzazione di quello che faranno i ragazzi, percorsi di incontro e conoscenze tra scuola e impresa, quindi cercare sempre un raccordo più intenso e proficuo tra mondo del lavoro e mondo della scuola, interventi di orientamento e di accompagnamento, perché in questo percorso i ragazzi vedono cose nuove ed è opportuno che ci sia chi dà loro delle indicazioni, degli strumenti di valutazione più che delle semplici informazioni, per avere poi la capacità loro stessi di riuscire a muoversi all'interno di quello che stanno facendo e di operare le loro scelte. Poi un'attività di accompagnamento e di sostegno per la creazione di nuove idee di impresa. Alla fine ci sarà la partecipazione di un evento, no? Dove ci sarà un confronto fra le squadre, appunto è la competition finale, e poi c'è un intervento per lo sviluppo delle idee di impresa nelle quali gli imprenditori possono investire. Quindi ci sarà un Investor Day dove ci sarà veramente anche la possibilità di concretizzare quella che è l'idea che i ragazzi hanno avuto. La seconda linea, quella che riguarda l'utilizzo di metodologie innovative, deve comprendere 4 fasi essenziali. La prima è una fase durante la quale vengono formati i formatori, nel senso che gli insegnanti, che sono referenti, diventeranno poi gli allenatori dei ragazzi, e per fare questo faranno un percorso specifico, un breve percorso di formazione. Poi c'è la sperimentazione della metodologia, cioè i docenti allenatori sperimenteranno con la propria squadra, con gli studenti in sostanza, e saranno affiancati da un esperto della metodologia innovativa che stanno sperimentando. Ci sarà poi un progetto finale, un'elaborazione di output, e ogni squadra quindi elaborerà un output finale con la possibilità anche qui dell'assistenza di un supervisore. Alla fine è prevista la partecipazione di un evento finale dove le squadre, partecipando all'evento, che è a regia regionale, presenteranno quelli che sono i loro prodotti. Chi può presentare sono sempre gli enti accreditati alla formazione superiore, gli istituti di scuola secondaria, no? Di secondo grado, e le scuole di formazione professionale che realizzino corsi di FP e comunque accreditati alla formazione superiore. I destinatari sono gli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli istituti di istruzione di secondo grado e gli studenti delle scuole di formazione professionale. Le risorse sono destinate alla Giunta, sono pari a €1 milione, e la scadenza è il 17 maggio prossimo per la presentazione dei progetti. Anche qui ora è prevista una testimonianza. Sì, adesso mi hai bruciato già l'intervento perché ho già scritto tutto, quindi è inutile che mi metta a raccontare. Proprio. Allora, abbiamo una testimonianza di un progetto della scorsa edizione di Scuola In, Digital Class, che ci presenta il docente Fabio Mialic, che adesso sta magheggiando col PC,
e due ragazzi, eccoli qua ragazzi se volete già venire, Marco Simionato, studente della quarta C, e Davide Dalla Pietà. I ragazzi ci presenteranno rispettivamente uno la parte, diciamo così, più teorica del progetto e l'altro ce lo fa proprio fisicamente, visivamente vedere, quindi immagino sarà la seconda la parte più, diciamo così, comprensibile, ma insomma sta un po' anche a voi. Il progetto è un progetto che ha visto la presenza di 25 ragazzi, cross ordinamento, quindi un istituto tecnico e una scuola della formazione professionale, quindi ragazzi dell'uno e dell'altro ordinamento, e addirittura cross classe, quindi perché uno di questi è di quarta, adesso vi dico subito chi è, fermi, non suggerite, Marco di quarta, mentre Davide è della quinta B. Bene, io penso di avere fruito e dato il tempo necessario e me ne vado. Buona presentazione. Buongiorno a tutti. Noi abbiamo scelto di sviluppare il progetto Scuola In con una metodologia didattica particolare che è la Digital Class, per cui abbiamo lavorato quasi esclusivamente in orario extrascolastico con tutta una serie di piattaforme sia da un punto di vista hardware che software, diciamo, che prevedessero non solo strumenti tradizionali ma anche strumenti quali simulatori software piuttosto che lavoro collaborativo in rete e così via. Abbiamo organizzato l'attività, come si diceva prima dal progetto, sia con la formazione di formatori. Il nostro output sono state 4 applicazioni mobile sviluppate per iOS, quindi per iPhone, delle quali abbiamo curato sia la parte di sviluppo software che la parte di interfacce di UX design. Abbiamo lavorato suddividendo gli studenti in gruppi e organizzandoli come se fossero delle start-up, per cui ogni gruppo lavorava a un progetto e quello poi è stato il suo output finale. Siamo stati noi docenti, coach, formati inizialmente da un ente di formazione accreditato Apple, che quindi ci ha fornito la formazione necessaria per portare avanti il progetto, e poi i ragazzi hanno avuto la possibilità di lavorare a contatto con il mentor che coordinava tutte le attività e con i coach stessi che intervenivano poi nel pratico. La particolarità è che abbiamo lavorato con entrambi gli indirizzi dell'istituto tecnico simultaneamente, per cui sia con l'indirizzo meccatronica che ha curato più l'aspetto tecnico di sviluppo, sia con l'indirizzo grafico che ha curato di più la parte di usabilità dell'applicazione. Perché fondamentalmente per qualsiasi applicazione noi abbiamo scelto la curvatura specifica di Apple, però per qualsiasi applicazione mobile è prevista sia una parte un po' sotto il cofano, quindi di sviluppo della parte proprio di programmazione, sia la parte di usabilità, che è quella che vi fa utilizzare facilmente l'applicazione. Le abbiamo curate entrambe, vi mostriamo una delle 4 applicazioni che abbiamo presentato all'evento finale. Marco vi spiegherà di più la parte di coding, quindi tutta la parte di sviluppo, e poi Davide concluderà con la parte di UX design. Grazie. Salve a tutti. Allora, il linguaggio di programmazione che abbiamo utilizzato per sviluppare la nostra applicazione è Swift. Che cos'è Swift? È un linguaggio di programmazione ad alto livello che Apple ha fatto uscire nel 2014, che ha da subito concorso con linguaggi come C++ o Java, che c'erano già da tempo. Insieme a Swift, Apple ha rilasciato un'applicazione ad hoc per lo sviluppo di applicazioni prettamente nell'ambito mobile. Questa applicazione si chiama Xcode. Essa si basa principalmente sulla classica programmazione a classi che si utilizza con tutte le applicazioni. In questo caso nella nostra app del meteo si ritrovano 3 classi principali che si chiamano View Controller, Download Manager e Storyboard. Lo storyboard è un po' un'innovazione poiché ci permette una prototipazione rapida dell'applicazione e di come funzionerà, di come cambieranno le slide in funzione del nostro input. Il view controller, dall'inglese si capisce abbastanza bene cosa fa, controlla e fa partire tutto ciò che servirà all'applicazione e tutte le informazioni che vorremmo avere. In questo caso si può vedere la temperatura e altre cose. Ma da dove arrivano queste cose? Queste cose arrivano da una cosa che si chiama Download Manager.
che potremmo intenderla come una cassetta delle lettere. Che tipo di lettere riceve? Riceve delle lettere che si chiamano JSON. Adesso sembra molto complicato, in realtà si potrebbe quasi intendere come un salve, le informazioni che avete richiesto sono temperatura, pressione, umidità e così via. Altra funzionalità interessante di Xcode è che ci permette di vedere la realizzazione finale dell'app, di come sarà fatta e di come interagirà con noi attraverso un simulatore esattamente simile alla realtà. Adesso lascio la parola a Davide che vi parlerà di più della parte di grafica. Ci è stato chiesto di progettare un'app del meteo ed era doveroso da parte nostra inventarci qualcosa di diverso. Per farlo abbiamo deciso di usare le piante e quindi di rendere il meteo nient'altro che un pretesto per qualcos'altro, una cornice che contenesse dell'altro. Siamo partiti, abbiamo strutturato l'app, abbiamo definito cosa dovesse fare e come lo dovesse fare, creato gli elementi che la sarebbero poi andata a popolare, elaborato un concetto di selezione basato su pieni e vuoti ed effettuato correzioni ottiche. Prima vi ho parlato di piante. Lui è Bobby, Oscar, Rosa e Leo. Ognuno di loro è stato creato da zero e abbiamo dato una personalità ad essi. Bobby è estremamente affabile e simpatico, ama il sole ed è un grande amico degli scorpioni, che colleziona sotto formaldeide. Oscar è ingordo d'acqua e per questo si è guadagnato l'appellativo di H2 Oscar. Rosa è una margherita. Comprenderete da voi l'astio che cova nei confronti dell'anagrafe. E Leo è il nostro girasole apatico. Questa è l'app. Come si presenta? Abbiamo la temperatura, la condizione meteorologica esplicita e il nostro personaggio, in questo caso Bobby. Al di sotto abbiamo un menu, da cui possiamo scorrere tra le varie località e selezionarle, vedendo il nostro personaggio cambiare e adattarsi ad esse. Possiamo aggiungere una nuova località, quindi fare una scrematura tra quelle disponibili per poi aggiungerla al nostro menu e rimetterla in ordine tra le altre, e possiamo con un 3D Touch ovviamente anche eliminarla successivamente. Dal pulsante in basso a destra è possibile accedere al menu. Da qui possiamo cambiare personaggio, in una struttura che ne prevede anche la possibile aggiunta di nuovi in futuro, scaricare uno sfondo da usare successivamente per il nostro telefono, cambiare l'icona della nostra applicazione per adattarla al nostro gusto, quindi possiamo usare il personaggio che più ci piace, o leggere la descrizione della nostra pianta. Questo era Mi Meteo e noi il San Marco. Direi che qui siamo a livello TED, insomma, adesso qua siamo già avanti, insomma, già oltre. Grazie davvero ragazzi, grazie professore, complimenti davvero. Bene, l'ultimo bando che andiamo a presentarvi sommariamente, un po' alla nostra maniera, è Orientati, la seconda edizione del bando che abbiamo costruito per sostenere le reti per l'orientamento all'interno del territorio regionale. La prima edizione, ma l'aveva già accennato il dottor Romano durante la sua presentazione, la prima edizione, quella dell'anno scorso, ha rappresentato una sorta di ripartenza dopo un lungo tempo nel quale non c'è stato un intervento diretto della Regione a sostegno delle attività di orientamento, e questo in qualche maniera ha influito anche sulla capacità di partire. Adesso dovremmo accelerare ed essere maggiormente a regime. Il secondo bando è quello che fra un secondo vi presenta il dottor Marzano. Sì, adesso si sente. Questo è, come diceva il dottor Merin, la seconda edizione, la prosecuzione del primo bando che è partito lo scorso anno.
Obiettivo anche di questo è rafforzare e promuovere la diffusione delle reti territoriali, organizzare e facilitare la creazione di nuovi strumenti e potenziando anche gli strumenti che già esistono, e sviluppare un processo educativo orientativo del sistema di istruzione e formazione, in modo da rendere anche possibile le continuità e la verticalità delle attività nel tempo. Un ulteriore obiettivo è quello di sostenere le attività di orientamento e la messa a punto di strumenti operativi comuni. In sostanza, creare un sistema di orientamento che sia coerente con i bisogni del territorio, e per questo infatti è declinato in 17 reti, almeno queste erano le reti che sono uscite dal primo bando, che probabilmente verranno confermate, salvo piccole modifiche, se non vedremo nel secondo giro. Il nuovo avviso ha degli elementi naturalmente di continuità con il precedente e anche degli elementi di novità, proprio avendo preso spunto da quelle che sono state le criticità e invece le cose di maggior successo. Vengono quindi mantenuto, come dicevo prima, mantenuta l'articolazione territoriale, quindi in 17 ambiti. Viene consolidato l'utilizzo degli strumenti che sono già stati realizzati, e si cercherà anche di renderli più diffusi rispetto a quello che è stato nella fase di partenza. Si cercherà di promuovere anche un maggior raccordo tra le attività erogate dalle reti, quindi che ci sia anche un'osmosi tra le 17 reti, in modo che non siano delle monadi, perché renderebbe anche molto meno efficace tutto il lavoro svolto dall'insieme. E poi verrà mantenuto anche ed esteso il sistema delle unità di costo standard per la remunerazione. Gli elementi di novità riguardano in sostanza una minore articolazione delle attività di laboratorio, privilegiando invece quelle che è una maggiore flessibilità operativa, perché diventa un momento più dinamico e più utile poi per il risultato finale. Dar maggior spazio alla ricerca di soluzioni mirate ad hoc, in modo che ci sia una puntuale risposta a quelle che sono le necessità. Come si diceva anche prima, accennava prima, un maggior raccordo operativo tra le attività delle reti e attività che sono svolte direttamente dalla Regione, quindi una collaborazione assolutamente trasversale e completa, e una maggiore interazione tra le attività di autovalutazione e di sportello, per comprendere poi. È arrivata l'assessore Donazan, buongiorno. Io tra poco finisco, così lascio la parola. Allora, i destinatari delle attività di orientamento sono gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado, localizzate nel Veneto e le loro famiglie, le scuole secondarie di secondo grado, comprese quelle che fanno IFP, localizzate nel Veneto, e anche le loro famiglie, e gli operatori e docenti impegnati nei servizi di orientamento. Destinatari di queste attività non sono solo gli studenti, ma anche i giovani che non frequentano nel Veneto percorsi di istruzione e formazione, e giovani disoccupati residenti nel Veneto fino a un'età di 25 anni. Questo per rendere possibile che l'attività di orientamento si rivolga non soltanto a chi è nella scuola o nella formazione e vuole proseguire o fare delle scelte, ma anche chi in qualche modo è già uscito, ha magari trovato un momento di poco orientamento, di smarrimento nelle scelte, e con questo si cerca di reintrodurli nel mondo del lavoro. Prima si parlava appunto di 17 reti. Le reti sono composte, come vedete, sostanzialmente da un soggetto capofila, che deve essere un soggetto accreditato per l'orientamento o per la formazione professionale. Ci sono dei partner di rete, dei partner operativi e dei partner eventuali. Vedete che i partner di rete sono le scuole, in sostanza. I partner operativi poi sono organismi accreditati all'obbligo formativo, tutta una serie, però questi sono tutti i dettagli che sono illustrati nella direttiva che disciplina l'avviso. Le risorse messe a disposizione sono 2 milioni di euro e l'obiettivo è di raggiungere 40.000 destinatari.
La scadenza nel provvedimento di giunta ha un'altra scadenza. È pronto un mio provvedimento, un decreto, con il quale sposteremo la scadenza al 20 di giugno in modo da consentire alle scuole di avere più tempo e più spazio e non sovrapporsi con altre attività che nel corso della fine dell'anno sono molte, quindi un maggior respiro. E poi ci sarà una cadenza che consentirà alle reti che già stanno operando di concludere l'attività che stanno svolgendo in virtù della delibera precedente e riuscire a partire non appena concluse quelle attività per iniziare le prossime, per non avere sovrapposizioni e creare invece una continuità che è decisamente più virtuosa di qualsiasi sovrapposizione. Io passo la parola al dottor Menin. Grazie. Sì, adesso penso io. Grazie. Allora, rinnegando i buoni propositi che vi abbiamo finora dimostrato, cioè quello di avere i protagonisti dei nostri servizi come testimoni di quello che abbiamo fatto, abbiamo deciso di fare una scelta un po' diversa, illustrandovi lato operatori. Allora invito Emilia Leopardi e Lisa Conforto, rispettivamente Edulife e COSP, che sono rispettivamente un fornitore e un capofila di rete di orientamento, di raccontarci in che cosa sono consistite alcune delle attività più innovative che sono state realizzate sostanzialmente da tutte le reti di cui si parlava un attimo fa. Quindi l'obiettivo è un po' diverso, vogliamo sentire la voce degli operatori, però vogliamo anche vedere come funziona questo meccanismo. Questa è l'occasione giusta. Bene. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Intanto i laboratori virtuali sono dei laboratori che il 50% delle reti di orientamento che ha partecipato il 50% delle reti di orientamento che ha partecipato al progetto, al bando, ha implementato e sta implementando tuttora. Allora, sono stati sviluppati 2 laboratori virtuali per le scuole secondarie di primo grado. In particolare un primo argomento è quello sugli studenti che devono scoprire i propri interessi e sulla conoscenza delle scuole del proprio territorio. Un secondo laboratorio virtuale invece era più proiettato verso le scelte, anche verso il proprio lavoro, quindi scegliere la scuola giusta, quindi ti aiuta anche a scegliere il proprio lavoro. Poi sono stati sviluppati 4 laboratori virtuali invece per le scuole secondarie di secondo grado, dando così la possibilità anche di una scelta un po' più ampia sulle tematiche. Un primo laboratorio sulle alternative all'università, quindi sugli ITS, sulle accademie, un secondo tema invece su scegliere l'università, il terzo su cercare lavoro in Italia e il quarto andare all'estero, quindi voglio fare un'esperienza all'estero, voglio lavorare all'estero, voglio studiare all'estero, quali competenze devo sviluppare? La forza, diciamo, di questi laboratori è stata che ogni rete li ha personalizzati con le specificità del proprio territorio, con un approfondimento sulle scuole del territorio e soprattutto con tante esperienze e testimonianze sotto forma di video interviste sia a studenti dell'università o anche a studenti che avevano fatto delle scelte per andare alle superiori, di modo che fossero di testimonianza per i ragazzi di seconda e terza media, ma anche tantissime esperienze dal mondo del lavoro, quindi imprenditori, lavoratori, manager. Quali sono stati, diciamo, i punti di forza di questi laboratori? Alcuni strategici, quindi il fatto di aver approcciato in modo omogeneo metodologie, contenuti e tecnologie. Un secondo aspetto è stato quello di aver utilizzato una piattaforma digitale a disposizione di tutte le reti di orientamento che hanno partecipato ai laboratori virtuali, quindi c'è stata una capitalizzazione di tutte le esperienze fatte dalle 8 reti.
Il terzo elemento è stato quello di aver fatto un accordo tra tutte le 8 reti, dove ogni rete poteva utilizzare anche i laboratori delle altre reti. Quindi diciamo che l'offerta per i ragazzi non era su un tema unico, ma a seconda dei propri interessi, delle proprie propensioni, poteva anche scegliere degli altri temi. Un altro aspetto di valore è stato quello metodologico, quindi aver affiancato gli insegnanti e gli orientatori delle reti nella personalizzazione dei percorsi formativi, quindi non avere dei percorsi standard, ma avere dei percorsi che fossero riconosciuti nel proprio territorio, dalle proprie scuole. Oltre questo, anche i laboratori sono stati prima di tutto creati con una metodologia centrata sullo studente, in modo che potesse in qualche modo anche costruire consapevolezza nelle scelte orientative. E gli insegnanti poi sono stati accompagnati per utilizzare questi laboratori virtuali in aula. Il terzo aspetto più funzionale è quello di aver utilizzato una piattaforma unica con i requisiti anche che ci sono stati richiesti dal bando, quindi di tracciare e di andare a visualizzare la reportistica di tutto quello che gli studenti vanno a visualizzare in questi laboratori virtuali, anche per poi dare una restituzione. Ecco, quindi questi sono stati un po' gli aspetti di valore per il progetto. Io passo la parola a Lisa, che vi fa vedere un laboratorio virtuale. Allora, se no tocca a me riempire i buchi. È tempismo, vero? Non si vede? Allora, vi assicuro che è una roba interessante. Adesso Emilia vi ha dato un po' il quadro rispetto a quali sono i principi sulla base dei quali sono stati costruiti i laboratori virtuali, ma dovrebbe in qualche maniera aver instillato un po' di curiosità nei vostri cuori, almeno per chi non li conosce, e spero che Lisa adesso c'hai una bella responsabilità, te lo dico subito, perché qua si è creata un'aspettativa importante, speriamo non sia delusa, adesso però sono affari vostri, quando si parla di skillati digitalmente. Allora, mi sentite? Sì. Io sono Lisa Conforto, responsabile operativa di COSP, che è capofila appunto del progetto Orientativamente Verona Centro. Verona Centro perché su Verona sono stati creati 2 progetti, diciamo, gemelli, l'altro è appunto Orientativamente Verona Provincia. E come abbiamo lavorato in aula rispetto appunto ai laboratori che prima descriveva Emilia, la scelta della mia rete è stata quella di sviluppare sia il laboratorio 1 che il laboratorio 3 che poi anche le autovalutazioni, diciamo così. Quello che vi presento adesso è il laboratorio A1 virtuale, rivolto appunto agli studenti della secondaria di primo grado. Da dove siamo partiti? Da un ragionamento che potesse essere un accompagnamento sia per gli studenti che per i docenti che appunto in codocenza erano in aula con noi, in modo da poter, qualora volessero, riprendere ogni volta quello che poteva essere il tema dell'orientamento, il tema trattato con noi il giorno appunto che avevamo il laboratorio. Da dove siamo partiti? Sostanzialmente l'articolazione, come avete visto, è un percorso. All'interno del percorso avete visto varie carte. Esplorando la prima, l'idea era quella a partire dall'inizio, quindi consigli per scegliere la scuola superiore, visto che appunto stiamo lavorando con studenti delle medie, per capirci, e è stata quella di riprendere alcuni aspetti salienti, per cui il partire da se stessi, quindi in aula andavamo ad esplorare questi concetti cercando di fare in modo che tutti potessero partecipare, diciamo così, a questa attivazione.
Secondo passaggio era segui appunto i tuoi interessi, quindi se ami quello che fai o ti impegni in una cosa che ti piace e ti interessa, tutto sarà più semplice. Scopri la scuola che fa per te, quindi da una prima esplorazione l'idea era poi quella di entrare più nel merito delle informazioni, quindi cercando di come dire, consolidare l'interesse verso poi una scelta o più scelte di scuole superiori. Ma il lavoro non finisce qui in qualche modo, perché in quel momento, in quell'età, è fondamentale anche il confronto, quindi con i docenti che per 3 anni sostanzialmente hanno visto i ragazzi e chiaramente anche con i genitori. Noi abbiamo chiamato in causa gli adulti, quindi intendendo sia la parte docenti che chiaramente la famiglia. Da lì poi la raccolta di informazioni, quindi nel momento in cui sono arrivata ad un passaggio razionale rispetto a quello che è il mio interesse, raccolgo le informazioni che mi servono e infine una carta aggiuntiva, perché spesso risulta essere un po' uno spauracchio questo, è il fatto di, ad esempio, non farsi spaventare dalla distanza o comunque da altri dubbi che possano nascere nel momento in cui appunto si affronta la scelta. A seguito di questa prima premessa, appunto elaborata in classe, in gruppo, cercando di coinvolgere maggiormente i ragazzi, quindi attivando anche una discussione, ciascuno di loro ha la possibilità di fare un questionario. Noi l'abbiamo chiamato appunto Scopri gli ambiti per i quali mostri più interesse, immaginando che siano studenti di terza prevalentemente, e l'attività come dire, in parte l'abbiamo fatta tra ottobre, indicativamente ottobre-novembre. A questo punto, ad uno stato individuale, diciamo così, ciascuno di loro ha la possibilità di compilare un questionario. Il questionario è elaborato sostanzialmente sugli interessi scolastici e personali, comprende una decina di pagine, 12, alla fine delle quali io ho il mio invia questionario e ho una breve rielaborazione. Questa elaborazione porta a che cosa? A capire che esistono una quindicina di ambiti, noi li abbiamo selezionati in modo che potessero essere un numero esemplificativo ma anche contenuto, dai quali emerge che cosa? Un interesse sostanzialmente per i 3 prevalenti. Quindi nel caso che vedete, costruzioni, linguistico-turistico e musicale. Ognuno di questi 3 ambiti ha una descrizione e comunque la possibilità eventualmente di vedere anche gli altri ambiti, però se è vero che poi alla fine dovremo arrivare ad una scelta, il ragionamento che stiamo affrontando è quello, come dire, ad imbuto noi lo chiamiamo, no? Per cui parto da tante informazioni fino a trovarmi nel collo dell'imbuto in qualche modo con gli interessi e le scelte più giuste per me, quindi cercando di fare un ragionamento che vada un pochino a chiudersi. Qui ho la possibilità di avere un output che appunto sono i risultati. Velocemente che cosa si può vedere questo, quindi un minimo di reportistica rispetto a quello che è stato il risultato del questionario. E interessante questo perché la possibilità è quello che questa reportistica loro possano tenerla, chiaramente, stamparla o comunque visualizzarla ogni volta che vogliono, e la possibilità è quella eventualmente anche che questo report possa essere visto dalle famiglie piuttosto che dagli insegnanti qualora lo volessero. Tornando su, quindi facendo il terzo passaggio, siamo qui, quindi abbiamo fatto una premessa, abbiamo fatto il questionario, andando avanti nel nostro percorso l'idea era quella di agganciare i 3 ambiti di interesse a quelli che potevano essere possibili figure professionali, diciamo così, degli ambiti emersi. Quindi se io vado in questo che appunto vi faccio come esempio, apro l'ambito delle costruzioni e qui ho una serie di professionisti con i quali posso in qualche modo interagire, cioè
l'ambito delle costruzioni, un ragazzo potrebbe averlo un pochino stereotipato, quindi pensando che possa essere solo il muratore o l'architetto, quindi prendendo due estremi. In mezzo però possono esserci il geometra, il capomastro, il bioarchitetto e molte altre figure professionali. Quindi di questi io adesso non le faccio partire, ma sono delle interviste, durano qualche minuto, che esemplificano proprio quella che è la professione, il percorso di studi di questi professionisti, testimoni che insomma si sono prestati a questo progetto. Quindi posso vedere concretamente i ragazzi con le cuffiette a scuola possono ascoltare o magari mettersi anche in coppia e vedere un po' che cosa appunto che cosa è quel mestiere, o magari scoprono mestieri diversi che non pensavano in qualche modo esistessero. A quel punto passo a quella che è la scuola giusta, o come dire la scelta consapevole in qualche modo, per cui tornando sempre nel nostro ambito delle costruzioni, mi viene meglio, ambito delle costruzioni, che cosa posso trovare qui? Un percorso in realtà verticale, nel senso che posso pensare che possa andare benissimo per me nell'ambito delle costruzioni quello che è un percorso IFP, quindi trovando queste professioni che vedete elencate, oppure posso pensare che ci sia anche un'istruzione professionale che, come dire, faccia per me rispetto all'ambito di interesse, un'istruzione tecnica con le varie declinazioni, curvature, eccetera, e infine l'istruzione liceale. Quindi all'interno di quell'ambito di interesse, dopo vado a vedere che scuole in qualche modo si adattano meglio a me, ok? Non escludendo l'ambito delle costruzioni, perché magari penso che esista solo il muratore o l'architetto, ma in realtà ho un percorso verticale che va a coprire tutti gli ordini di istruzione. La possibilità, nel caso specifico di Verona, è stato quello di poter aggiungere in questa sezione anche le strade per il futuro. È un documento al quale noi siamo, Verona, diciamo, è molto affezionata, nel senso che rappresenta un po' tutto quello che è l'offerta formativa appunto delle diverse scuole, istituti, istruzione, scusate, formazione professionale presente a Verona, non come un ordine, non che abbiano un ordine, come dire, cronologico di importanza o altro, ma questa guida nasce proprio partendo dall'interesse, poi da lì andrò a scoprire che se scelgo l'ambito giallo, per esempio, troverò che, eccolo qua, ho l'ambito artistico dove mi riconduce a quel ragionamento che ho fatto prima. Ritorno ancora. Quindi eravamo alla quarta carta. Proseguo. Quali competenze per essere un professionista? Qui si attiva come dire, la possibilità di dire ok, nelle costruzioni ho capito che sarà questo il mio percorso e va bene la scelta che farò, insomma, che ho maturato. Ecco che all'interno di ogni ambito la possibilità è quella di capire anche quali altre skills sono fondamentali all'interno di queste professioni. Quindi il geometra, al di là di essere un bravissimo tecnico, lo presentiamo in questo caso con un personaggio, dovrà però avere anche skills riguardanti che cosa? La pianificazione, l'orientamento al risultato, la comunicazione, l'iniziativa per esempio. Quindi per ciascuna con i ragazzi si dialoga anche rispetto a questo, per cui al di là dell'essere appunto un ottimo tecnico in quell'ambito di interesse mio, in quel settore professionale, ho bisogno però di completare il mio profilo anche con altre competenze. E vale ovviamente la stessa cosa anche per gli altri ambiti. Ho sempre la possibilità ovviamente di vederli tutti, ma l'idea è quella di forzare un pochino verso una scelta, no? in questo caso. Ultime due, quindi quali competenze per essere un professionista l'abbiamo visto. Infine scopri le figure professionali. Qui abbiamo fatto un
una classificazione in questo senso rispetto proprio a tutte quelle che finora abbiamo trovato in qualche modo di figure professionali legate all'ambito scelto. Noi avevamo sempre come esempio le costruzioni, l'architetto per esempio, magari è una figura per noi molto chiara, molto nota, però a volte i ragazzi si fermano a questo appellativo, cioè l'architetto è quello che mi piacerebbe fare, ma non so esattamente chi è, cosa fa, dove lavora, come, eccetera, e quindi con l'idea di spiegarlo in maniera più approfondita, quindi chi è, cosa fa, di che cosa si occupa, dove lavora, che titolo di studio ha, i percorsi formativi per arrivare a quel tipo di professione e così via. La stessa cosa ovviamente vale per le altre figure professionali che abbiamo individuato. È chiaro che non sono esaustive in tutto e per tutto, però insomma possono rendere bene l'idea rispetto a quello che è il percorso di scelta e le professioni appunto. Sempre perché ne sentivamo un po' l'esigenza, in fondo a questo percorso, a questa carta in modo particolare, abbiamo aggiunto dei link di riferimento che ci potessero poi ricondurre in quel momento in cui stiamo facendo il laboratorio o come link, diciamo così, di approfondimento per gli insegnanti che sentono effettivamente l'esigenza magari di proseguire anche tutto questo iniziale ragionamento che stanno facendo appunto rispetto all'orientamento alla scelta. Quindi diciamo che il laboratorio diventa un momento di inizio, ma non necessariamente si conclude lì, può essere appunto poi portato avanti anche dagli insegnanti stessi. Ecco, questa era l'ultima carta che completava una ancora, ce n'è, no, tutte ve le ho fatte vedere, scopri le figure professionali era l'ultima. Questo era un po' il percorso ragionato, diciamo così, che con i ragazzi appunto della secondaria di primo grado siamo andati a fare all'interno del laboratorio 1. Grazie Elisa, grazie. Grazie. Ho visto che l'esempio era tarato sul tuo profilo, no? Ma non avrei mai pensato che tu avessi l'aspirazione di inserirti nel mondo delle costruzioni, giuro, mai l'avrei pensato, però si scoprono sempre cose nuove in occasioni come queste. Bene, spero sia stato interessante per voi, come lo è stato per me qualche mese fa, quando ho visto l'embrione di questa idea. Interessante, solo una segnalazione, questo non è uno strumento self-service, cioè è evidente che ci vuole un accompagnamento all'utilizzo, altrimenti si rischia di utilizzare impropriamente uno strumento di per sé efficace. Per questo, insieme agli strumenti virtuali, i progetti prevedono sempre un accompagnamento personale, quindi prevedono sempre un supporto da parte di esperti che possono guidare i ragazzi in momenti importanti come quelli della scelta, no? In momenti di transizione. Bene, allora direi che la nostra carrellata per quanto riguarda la mattinata è finita, ma abbiamo una sorpresa, un fuori programma. Siamo a M9, come sapete il più importante progetto di recupero, rigenerazione, si dice urbana, di Mestre, penso degli ultimi decenni. E all'interno di questa realtà esiste una realtà che in qualche misura ha già accennato un attimo fa il dottor Romano, M-Children, e abbiamo una testimonial d'eccezione che ci racconta che cos'è M-Children, come è nata, come funziona e in qualche maniera distillerà un po' di curiosità per la vostra visita, che davvero vi invito a fare perché M9 è un'occasione incredibile per tutti e M-Children direi lo è altrettanto, quindi a lei. Doveroso farvi un'introduzione così, come dire, quando sarete accolti dentro in questo spazio
avrete un'idea effettivamente di che cosa può offrire. M-Children è una creatura nata grazie anche alla Regione Veneto, perché ha vinto, è arrivata al primo posto in un bando appunto Port Fairs, e grazie al contributo della Regione è stato progettato e realizzato. È uno spazio multimediale ad alto contenuto didattico, rivolto ad un'ampia fascia che va dai 3 ai 14 anni, quindi tutta l'infanzia, tutta la primaria e tutta la secondaria di primo grado. È uno spazio suddiviso in 2 percorsi, dove l'approccio è di tipo proattivo, e diciamo che il motto di questo spazio è tutto con il gioco ma niente per gioco, perché la didattica è un affare serio e noi ci crediamo. E quindi questi esibit sono stati organizzati con dei contenuti multimediali innovativi, ma sempre con un'attenzione a un approccio analogico. Quindi la filosofia è che la multimedialità sia al servizio dei ragazzi, a servizio come strumento e non come obiettivo, perché l'obiettivo è sempre la formazione della persona col suo background, col suo pensiero divergente. Questo è un po' la filosofia di questo posto. Spazi molto aperti, gli esibit sono stati costruiti seguendo un pochino le direttive ministeriali della formazione, quindi 4, 8, 9, 13, si lavora su ambiti disciplinari vasti, colore, luce, forma, con dei focus legati al Novecento, quindi alle avanguardie storiche. Per i più grandi ci sono esperienze legate alla parola, al suono, alla musica. Gli esibit hanno tutti una caratteristica per cui vengono aggiornati con una certa periodicità. Ogni esibit ha poi sempre un'esperienza laboratoriale vicino, perché, come vi dicevo, è uno spazio dinamico, vuole essere polifunzionale, alla portata delle scuole, ma anche del territorio, perché il sabato e la domenica ci sono delle attività per le famiglie. Le ultime 2 creature in casa M-Children, noi abbiamo compiuto 1 anno da pochi giorni, i risultati sono assolutamente soddisfacenti, ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo aperto un dipartimento LAIS, Lego Education Innovation Studio, dove facciamo dei percorsi dai 4 ai 18 anni sulla robotica educativa, e poi abbiamo messo in piedi un laboratorio permanente con la piattaforma Minecraft Education Edition, e su questa piattaforma noi abbiamo lanciato un contest rivolto alla 4ª e alla 5ª della scuola primaria, alla secondaria di primo grado e al biennio della secondaria di secondo grado. Vi dico solo 2 numeri per farvi capire che effettivamente noi siamo partiti volando basso, ma i numeri in realtà ci hanno detto un'altra cosa. 4.000 iscritti a questo contest, 144 scuole dall'Italia, 28 dall'estero. Questo contest che abbiamo lanciato, abbiamo chiesto ai ragazzi di costruire attorno al distretto M9, che è stato perfettamente ricostruito in Minecraft. Gli abbiamo chiesto di metterci la loro voce, cioè gli abbiamo detto: ma attorno a questo distretto come costruiresti tu la tua città ideale? Ti invitiamo a metterti in gioco, però seguendo le indicazioni dell'Agenda 2030, quindi costruendo un progetto con un'attenzione alla riqualificazione urbana, con un'attenzione alla sostenibilità ambientale, a tutta una serie di voci importanti. Quindi un progetto che ha coinvolto discipline diverse, ha messo in rete tantissimi insegnanti a lavorare in squadra. Concludo dicendo che M-Children è stato anche sede di una felice collaborazione nel progetto di alternanza scuola-lavoro. Dopo avrete modo di sentire una testimonianza di un insegnante che ha fatto un lavoro con i suoi ragazzi, mettendoli proprio in gioco e chiedendo a loro se dovessero intervenire in uno degli esibiti di M-Children, come avrebbero potuto intervenire, e poi lo vedrete, insomma, questa esperienza. Concludo dicendo che troverete tutte le proposte nel sito di M-Children, vi auguro una buona continuazione e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie a lei davvero.
qua M9 hanno delle capacità quasi sovrumane. Il microfono era spento eppure si sentiva lo stesso. Io sono venuto qua per provare a darle il microfono e l'ha visto. Va bene. Allora direi che abbiamo chiuso la carrellata, la sorpresa, spazio via alle telefonate, si dice nei programmi televisivi, no, nel senso, se ricordate qua c'era lo spazio per le domande che dovrebbero essere però di carattere generale, quindi valutate voi se proporle. Io farò da valletta, a meno che non trovi qualche generosa, grazie, collaboratrice, e siamo qua, insomma. E vedo che l'atmosfera è assolutamente rilassata e serena, e la cosa mi riempie di gioia, ma no, capisco, del resto si tratta di 4... Ecco, vedo che qualcuno prova a rompere il ghiaccio, ma vedremo, adesso arriva il bello. E la dottoressa Noventa è desiderata... Ecco. Volevo... Listen, oggi vado lì. Prego, scusa. Volevo chiedere, per chi non ha mai affrontato il percorso di presentare le domande per i bandi, come iniziare? È super generale la domanda, veramente lei ha... Allora direi che la cosa migliore è quella di scaricarsi il bando, leggersi la direttiva, e diciamo che in direttiva sono disciplinati in primis le caratteristiche di chi può presentare il progetto, quindi se è un ente di formazione, ma forse non è così, sì, è una scuola, ecco, sono due cose un po' diverse, ma comunque sempre di formazione parliamo, e la direttiva, la singola direttiva disciplina puntualmente quali sono le regole del gioco per la presentazione del progetto. Il suggerimento di cuore che mi sento di fare a chi intende accedere, e invitiamo chiunque a prendere parte ai progetti, è quello magari di avvicinarsi a chi ha già esperienza nel passato e quindi può dare tutta una serie di dritte, perché per quanto tentiamo di fare le cose più semplici possibili, comunque si tratta di un mondo che è disciplinato da regole che bisogna conoscere, quindi è un po' questo, diciamo, l'elemento di criticità. Prima il dottor Romano citava i volumi di regole che disciplinano il fondo sociale, che è lo strumento col quale finanziamo questi interventi. Assicuro sono potenti, pesanti, e quindi diventa complicato avere regole semplici alla portata di tutti. No, è assolutamente possibile, anzi auspicabile presentare domande, facciamoci aiutare. Questa era facile però, devo dire la verità, un po' più di sforzo. Ecco, sì, adesso non abbiamo ancora il teletrasporto, ma ci stiamo arrivando. Prego. Buongiorno, IFP. Volevo chiedere, poiché è rivolto anche agli studenti del terzo anno della IFP, che rientra nella formazione iniziale, come mai i bandi parlano di enti della formazione professionale però accreditati alla formazione superiore? Ecco, questo era. I bandi, qua ne abbiamo presentati 4, no? Quindi qua bisognerebbe forse fare un approfondimento bando per bando, valutando. C'è una situazione nella quale si chiede, cioè è un bando rivolto al sistema della scuola, in cui la richiesta è quella di essere scuola, ente di formazione accreditato alla formazione superiore, però Francesca magari mi aiuti anche tu. Ah, c'è già qua? Bene. Avete già voi la risposta, è inutile che mi sforzi io. Perché qua non avevo capito che dovevo dare le risposte, io pensavo di dover solo raccogliere le domande, qua mi fanno fare lavori incredibili, una roba incredibile. Vabbè, no, un po' di robe le so, ma i siamo destinatari scienza. sono gli studenti di tutti gli istituti secondari, superiori, e gli FP, e tutti devono essere accreditati, cioè un conto sono i destinatari, un conto sono No, ma penso che la domanda fosse perché alla formazione superiore? Perché alla formazione superiore? Perché è l'ambito di accreditamento per gli studenti e per i disoccupati, se è questa la domanda. Non l'obbligo, ma la formazione superiore, questa era la domanda. Quindi come ambito di Per accreditamento. studenti. La tipologia di attività probabilmente è stata identificata prevalentemente alla formazione superiore, ok? E quindi l'ambito di accreditamento coerente era la formazione superiore. Nulla osta che le scuole della formazione professionale, così si chiamano,
possano prendere parte anche a queste iniziative, ma il cappello che devono indossare, uso sempre questa metafora che a volte funziona, è quello della formazione superiore. Neanche questa è difficilissima. Cerchiamo di sforzarci un po' di... Silvia, mi pare di vedere una mano là. Poi sapete che potete comunque andare ai desk informativi, non è che dovete chiedere tutto. Ecco, non so se è possibile, ma ho visto che siete stati così bravi ad allungare la scadenza del progetto per l'orientamento. Sì. Possiamo farlo anche per i progetti MOVE? Allora, perché per noi, per le scuole, questo periodo è... mia nonna diceva, te che dei un deo. Ascolta, chiediamo, dai, se magari, visto che qua la regione è ben rappresentata. Sì, no, le assicuro, ho già avuto feedback di ordine, come dire, visuale, che non vanno nella direzione da lei auspicata. Bisogna essere chiari. Allora, no. Sì, era assolutamente un no, però se vuole posso essere più esplicito. A carattere molto generale, Bravo. come mai sono state escluse le classi prime e seconde nelle progettualità che riguardano le metodologie innovative? Ari. Un attimo, abbiamo... ne abbiamo due. Lo scorso anno questa iniziativa Metodologie Innovative non era un bando in alternanza, quest'anno sì. Qua devo dire la verità, io avrei avuto qualche difficoltà in più, ma insomma siamo una squadra, fortissimi. Per il bando Move all'estero si può presentare un unico progetto per scuola. Questo significa un progetto o per tedesco, faccio un esempio, o per inglese, quindi non possiamo presentare un progetto per inglese e uno per tedesco, bisogna scegliere quale delle due lingue, ho capito bene? Arriva. No, può presentare, una scuola può partecipare a un unico progetto, ma può prevedere più destinazioni. Move all'estero, più destinazioni. Lei forse sta parlando del bando per la di certificazione. Move o Move all'estero? Perché noi abbiamo tanta fantasia. Stesso nome per due bandi. Sì. Un unico progetto può prevedere più destinazioni. Ok. Bene. Altre? Ci chiedevamo come mai negli ultimi Move venissero escluse le terze lingue per i Move all'estero negli istituti tecnici. Questa è una scelta, l'assessore mi ha appena detto, questa è una scelta dell'assessore, ma non è una scelta, come dire, di tipo soggettivo, arbitraria, priva di elementi di sostanza. Abbiamo a parte l'inglese... No, ma non è che perché è una scelta dell'assessore, allora... qua bisogna stare attenti come che si parla, mi fate inchiodare davanti all'assessore, un po' di pietà, ecco, no. A parte inglese, che è lingua veicolare universale, il nostro partner di riferimento come territorio regionale del Veneto è chiaramente la Germania, e quindi in realtà l'obiettivo di Move non è quello di offrire una certificazione qualsiasi, purché sia. L'obiettivo è assicurare la possibilità di sviluppare competenze che possano far diventare le persone maggiormente competitive una volta inserite nel mercato del lavoro o comunque nel proprio prosieguo di attività formativa. Questo è un po' lo spirito, e a cascata, a valle di questo elemento, questa è stata la scelta, che è stata una scelta sofferta e anche direi in alcuni casi contestata, quindi la domanda ci sta. Però non era una domanda a carattere generale, se proprio devo... Bene, abbiamo creato il vuoto pneumatico, direi. Bene, allora lascerei la parola all'assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Veneto, Elena Donazzan. Grazie. Buongiorno. Allora, intanto grazie. Fabio Menin è
è veramente un ottimo presentatore, intrattenitore. Le chiamano competenze trasversali. Sappiate che di recente siamo stati messi alla prova e la Regione del Veneto è arrivata prima con una squadra di cucina. Abbiamo fatto una competizione dove c'era una squadra delle forze dell'ordine, una della prefettura, una di, cos'erano, industriali, Confindustria, e una formata da noi. Ora, io sapevo solo pelare le patate, però insieme abbiamo dato un'ottima immagine di noi, perché sulle questioni del gioco di squadra dobbiamo farlo anche come amministrazione regionale. Se voi avete notato, nella programmazione che noi facciamo, cerchiamo sempre di tenere conto di quanto ci viene restituito dalle cose fatte, recenti, anche quelle un po' più datate. Cerchiamo di avere un ritorno da tutti i soggetti portatori di interesse. Quando chiediamo le testimonianze dei ragazzi, e anche quando andiamo non solo in eventi magari così importanti come quello di oggi, ma anche nei vari momenti di confronto che noi abbiamo, cerchiamo di capire quanto l'investimento fatto abbia prodotto un risultato, e non per essere autocelebrativi, per dire quanto, e io credo che abbiamo fatto bene, la Regione del Veneto sia stata in grado di leggere i bisogni del nostro tessuto economico e sociale, ma per avere conforto che quello che abbiamo fatto in termini di investimenti abbia prodotto un reale risultato. Allora, le testimonianze, anche quelle di oggi, ma il ritorno che cerchiamo di avere in maniera continuativa con i nostri soggetti di riferimento, ci conforta nella programmazione che facciamo. In particolare nei confronti delle scuole, della scuola, cioè del sistema scolastico. Ringrazio il direttore, la dottoressa Celada, che è qui con noi oggi, ma che insomma, da quando ha preso poi in mano la direzione dell'ufficio scolastico territoriale ha voluto immediatamente essere molto parte attiva e di confronto con la nostra struttura, quindi col dottor Romano, col dottor Mazzano, il dottor Mening e tutti gli altri che non elencherò. Perché la scuola è uno dei soggetti principali. Allora ci siamo interrogati nell'ultimo periodo, quindi facciamo una focalizzazione degli ultimi 2 o 3 anni su quali fossero le tematiche principali. Allora ne abbiamo individuate 3 grandi assi. Primo, quello dell'orientamento. In effetti, voi sapete che abbiamo tanto dibattuto di come riuscire a rimettere in moto una organizzazione che tenesse conto di reti sul territorio. Ne avevamo avuto un'esperienza datata, fatta la tara di quell'esperienza, abbiamo aggiornato linguaggio, abbiamo aggiornato strumenti, abbiamo aggiornato obiettivi, e credo che l'avviso orientati o orientati, e su questo abbiamo proprio voluto dare anche il senso etimologico della scelta, fosse quello di mettere a sistema i tanti soggetti di un territorio con obiettivi molto chiari e precisi, la valorizzazione delle tante realtà così differenziate che devono prendere in carico per evitare, questo era l'obiettivo grande, l'insuccesso, i fallimenti, e fare in modo che l'orientamento potesse portare ad un successo nella scelta di vita della persona. Il tema dell'orientamento poi ha riguardato il secondo punto, quello della valorizzazione dei docenti. Cioè, noi riteniamo che la scuola, che è un sistema estremamente complesso, abbia la sua caratteristica principale nel capitale umano. È la più alta densità di capitale umano esistente, più di qualsiasi altro sistema, più del sistema della sanità, che ha larga parte di tecnologia oggi, che ha larga parte di investimenti in strumentazione. Se voi immaginate, compresa la pubblica amministrazione, a larga parte di tecnologie e di investimenti, ma se noi pensiamo a quale sistema complesso ha la più alta densità di capitale umano, certamente parliamo di scuola e di sistema educativo. Allora, l'altra considerazione è come riusciamo ad aggiornare, visto che sullo sfondo c'è sempre quanto la scuola è in grado di parlare il linguaggio contemporaneo, di guardare il futuro, di immaginare quelli che saranno gli scenari occupazionali, sociali, perché sulla scuola si sfogano anche tutte le dinamiche sociali. Non è che solo noi pensiamo che il tema del lavoro sia quello della occupazione.
perché voi sapete che in tutte le iniziative che abbiamo fatto occupazione parla anche di competenze trasversali, di qualità della vita, di come una persona può essere serena, perché questo incide evidentemente nel suo successo, ma significa anche immaginare che quando parliamo di competenze trasversali, torno al tema della cucina di qui sopra, tu devi mettere insieme soggetti estremamente diversi che poi dovranno ragionare e lavorare fuori dal proprio contesto. Allora, gli insegnanti che ruolo hanno? Fondamentale. Quando abbiamo sottoscritto il nuovo protocollo per l'alternanza scuola-lavoro, mi ostinerò a chiamarlo così perché l'altro non riesco a capire che cosa sia, e io sono per la semplificazione del mondo, quindi alternanza scuola-lavoro, abbiamo previsto anche una iniziativa dedicata ai docenti. Perché se funziona un insegnante, un formatore, un educatore, funziona la scuola. E siccome questo è un sistema molto complesso, quanto più riusciremo ad investire su queste persone, tanto più avremo un buon risultato. Terzo obiettivo, abbiamo continuato ad insistere sulle lingue straniere, perché? E così rispondo anche alla domanda, perché abbiamo ricevuto un richiamo dalla Académie Française. Attenzione, il francese è la lingua che preferisco. Ahimè, non ci posso far tanto, nella mia vita posso leggere Honoré de Balzac, ma non posso andare a lavorare con questo. Allora, la nostra è una terra che ha un'altissima vocazione alla internazionalizzazione. Che noi si parli di turismo, che noi si parli di manifatturiero, che noi si parli di relazioni, sempre di lingue straniere trattiamo. Le lingue straniere le abbiamo volute non solamente come un aumento delle competenze, ma anche come esperienza di vita. E allora lo sforzo, guardate, è titanico, perché siamo comunque l'unica regione a fare una cosa del genere. Da quando l'abbiamo iniziata, l'abbiamo tarata via via, l'abbiamo migliorata via via, ma oggi possiamo dire che è consolidata. E il dottor Romano mi ricordava prima che trattasi di 11 milioni di euro di questi avvisi dedicati al mondo della scuola. E io direi, in linguaggio gergale, tanta roba, perché quando noi pensiamo agli investimenti pochi o tanti che si fanno o non si fanno, la valorizzazione di questo grande sistema complesso, la valorizzazione delle competenze che ci sono e l'aumento delle stesse, di solito si fa una dissertazione molto teorica, così molto anche, quando va bene, autocritica, altrimenti si scarica su qualcun altro la responsabilità. Lo Stato dovrebbe, la scuola dovrebbe, la famiglia dovrebbe, gli insegnanti dovrebbero. Noi abbiamo pensato di dire che cosa possiamo fare. Ed ecco che abbiamo messo questo grande quadro con il soggetto finale molto complesso, il mondo della scuola, con tutte le sue declinazioni, le reti, gli studenti, i docenti, inseriti in un contesto sociale ed economico, perché è questo che dobbiamo fare per ottenere quegli obiettivi che ci siamo dati. Quindi questa è una stagione felice, c'è questo 2019 per gli investimenti che stiamo facendo su tutti voi, e credo che abbiamo veramente fatto un grande sforzo. Ovviamente questo servirà anche per un monitoraggio di ritorno, perché sullo sfondo c'è la nuova programmazione europea, una nuova programmazione che dalle anticipazioni, ma anche dall'attesa ovviamente del rinnovo del Parlamento europeo, che comporterà scelte diverse a seconda ovviamente delle presenze e delle sensibilità, però certamente già in quest'ultimo mandato il Parlamento europeo aveva deciso di spostare un po' l'asse. Spostare l'asse dagli investimenti da fare, diciamo, sullo sviluppo economico inteso come aumento della competitività del sistema imprese a quello legato invece allo squisito capitale umano e particolarmente al mondo della formazione, educazione. Quindi quello che noi stiamo elaborando qui potrebbe essere estremamente utile per dare un suggerimento anche ai tavoli nazionali su questi temi. Devo dire che il Veneto è sempre molto avanguardia su questo, ma anche sullo sfondo dire che cosa si può fare con queste risorse in un sistema così articolato come quello scolastico, così differenziato anche a livello europeo, per ottenere gli obiettivi del successo formativo e successo nell'orientamento e quindi successo occupazionale.
Ecco, io vi ringrazio per la vostra presenza oggi. Spero, perché abbiamo voluto scegliere questo posto, perché quando siamo venuti in visita a questo meraviglioso museo ne abbiamo viste le potenzialità, anche per la presenza dei nostri ragazzi, per questo è un museo dell'innovazione del Novecento e delle trasformazioni, e noi ci siamo tutti in mezzo, voi prima di tutto. Noi siamo in mezzo alla trasformazione, non la guardiamo, non la prevediamo, noi dobbiamo provare a guidarla per il pezzo che ci viene dato. Buon lavoro a tutti e buona Pasqua se non dovessi vedervi prima. Bene, allora grazie Assessore. No, adesso a me aspettano solo le notizie di tipo tecnico. Dovrebbe esservi stato consegnato un bigliettino all'ingresso insieme alla cartellina che vi attribuisce un gruppo di lavoro. I gruppi di lavoro sono i gruppi, più che di lavoro basta, insomma, adesso è la parte un po' più ludico-espressivo si dice, no? Allora, il gruppo 1 avrà la visita guidata a M-Children, adesso immediatamente, insomma tra qualche minuto. Il gruppo 2 visita guidata a M9, quindi al Museo del Novecento. Gruppo 3 e gruppo 4 possono rivolgersi agli infopoint all'interrato. Tra un'ora, scambio di programma, allora avremo gruppo 3 M-Children, gruppo 4 M9 e gruppi 1 e 2 possono recarsi agli infopoint. E buona giornata a tutti.